No, guarda che c'è. Tony, buscalo un capo muretto. Basta un capo muretto, appoggialo un capo muretto. Dell'istituto comprensivo e secondino abbiamo fatto nostra idea. Nostra? L'idea lanciataci dalla professoressa Francavilla, concretizzando così un percorso di educazione alla cittadinanza. Tutto ciò è stato finanziato da noi alunni, dai nostri genitori e dagli insegnanti. Professoressa Spagnolo, professoressa Francavilla, professoressa Curreri e professore Vocale. La ditta edile Buongiorno Antonino, che ringraziamo calorosamente, ha contribuito con mezzi e manodopera propri alla realizzazione del nostro progetto. Con questo gesto vogliamo lanciare un messaggio che ci sta particolarmente a cuore. Rispettiamo l'ambiente, rendiamo decoroso ogni angolo del nostro paese, coloriamolo di verde. Noi abbiamo iniziato. Bravo! Bravo! È proprio l'albero d'olivo. L'albero dell'olivo nella Bibbia è simbolo di pace, fecondità, benessere e benedizione. La prima citazione dell'olivo nella Bibbia appare alla fine del racconto del diluvio, quando la colomba porta a Noè come segno di pace un ramoscello di ulivo. Veramente importante per questo paese. Devo dire che noi stiamo attenzionando un po' questa tematica, abbiamo messo le palme a Sant'Antonino, ci stiamo programmando l'entrata, ma è anche giusto che i cittadini collaborino al decoro del paese, invitiamo i cittadini al decoro del paese, anche con iniziative proprie che noi possiamo, d'accordo con loro, autorizzare, anche finanziare in parte, non ci sono problemi. Grazie. Anche la presenza.